Tommaso Razzolini, nuovo presidente del Corecom del Veneto. Inizia oggi ufficialmente il mandato 2026-2031. Con quali prospettive raccogliete un'eredità comunque impegnativa dato i buoni risultati del quinquennio trascorso? Assolutamente sì, l'eredità è molto positiva e questo mi è stato anche riconosciuto dai colleghi presidenti delle altre regioni italiane che in questi giorni ho avuto modo di sentire e di scambiare anche delle opinioni, dei pareri e dei punti di vista, quindi sicuramente l'impegno è importante, basti pensare alle 23.000 richieste da parte dei cittadini che poi hanno trovato un risultato positivo portando a casa e quindi dentro le tasche loro 5,5 milioni di euro e quindi questo è un risultato molto importante, come poi è importante tutta l'educazione che dovremo fare, che già è stata fatta ma che dovremo impegnarci ancora di più a fare per quanto riguarda la comunicazione soprattutto di quelle fasce più deboli dei giovani anche tramite l'utilizzo dei social. Stare attenti anche durante la par condicio e quindi nelle comunicazioni durante le campagne elettorali come appunto è un importante impegno del Corecom, ma anche questo è stato fatto in maniera molto positiva perché sono state dedicate veramente tante ore per la tutela della par condicio e quindi questo è l'obiettivo di andare avanti, tenere sicuramente grazie alla nuova squadra che oggi prenderà possesso diciamo di questo comitato e quindi anche un bel impegno lavorativo di attività di tempo da dedicare, però insomma siamo contenti e quindi bisogna sì reggere tutti i risultati, i numeri avuti con la precedente amministrazione, al quale va il mio ringraziamento ai precedenti presidenti e membri del comitato e poi anche avere qualche magari idea innovativa sempre collegata alla comunicazione. Un'idea innovativa ce la può anticipare o troppo presto? Allora, è un po' prestino, ma sicuramente l'idea innovativa vuole essere quella sulla comunicazione di giovani sui social. Qui ci sarà sicuramente da potenziare e da fare di più, perché oggi sappiamo bene che se fatta male, sia per i genitori che per i figli, quindi per i bambini, questa potrebbe essere pericolosa, quindi su questo sicuramente va fatta una bella formazione e me l'ha chiesto anche il Presidente Alberto Stefani, quindi su questo sicuramente dovremo impegnarci e lavorare bene. Dopo il Presidente presentiamo i componenti del nuovo Corecom Veneto. Iniziamo da Sabrina Doni. Buongiorno, sono Sabrina Doni, sono appunto nuova di nomina in questo incarico e sono molto orgogliosa di questa nuova avventura che si palesa davanti a noi. Ci impegneremo per fare il bene della comunità veneta perché il Corecom è un organismo che, sebbene magari sconosciuto ai più, ha delle funzioni molto importanti e per questo insomma daremo il nostro contributo al meglio. Una funzione che ritiene che ha particolarmente a cuore, ce la può dire? Ma io sono un'ex amministratrice, per cui insomma la par condicio sicuramente sarà un tema su cui focalizzeremo molta attenzione. Continuiamo la carrellata di presentazioni dei componenti del Corecom con Jacopo Rodeghiero, io ho una storia, un profilo di professionista della comunicazione da 20 anni in questo settore. Il Corecom è un organismo di vigilanza molto importante che dà ai cittadini veneti più di quello che spesso si sa. E quindi dove io penso che darò il mio contributo sarà soprattutto su una delle attività più innovative e recenti del Corecom, quindi la piattaforma di Media Education, un terreno su cui c'è molto lavoro da fare perché anche le nuove tecnologie stanno cambiando parecchio lo scenario ed è opportuno occuparsene bene. Continua la carrellata di presentazione dei componenti del Corecom, del nuovo Corecom, però con un veterano, perché ha già ricoperto le stesse funzioni nel precedente mandato 2021-2026, dunque parliamo di Stefano Rasulo. È un piacere avere questa seconda opportunità. Il Corecom è un comitato che negli ultimi 5 anni si è fatto molto conoscere, anche grazie all'attività con i colleghi Mazzoni, Comencini, Beda e Figoli. Si è lavorato molto in diverse materie, non soltanto quelle più istituzionali come la par condicio, ma ad esempio sulla Media Education, che è una funzione in cui il Corecom Veneto è diventato quasi un punto di riferimento a livello nazionale, e anche a livello di comunicazione stiamo cercando di essere sempre più vicini ai cittadini del Veneto. Siamo anche l'unico ente che attraverso il proprio lavoro con le conciliazioni e definizioni rende anche dei soldi ai cittadini, quindi una bellissima attività e naturalmente una bella avventura che continua.
Completiamo la carrellata di presentazione del nuovo Corecom del Veneto con Roberto Ciambetti, già Presidente del Consiglio, dunque una figura esperta che interpreterà il proprio mandato come? Come? Andando in continuità col lavoro fatto specialmente dall'ultimo Corecom, seguendo l'accordo quinquennale che ho firmato nel 2022 come coordinatore della conferenza insieme all'Agicom e soprattutto secondo me implementando e facendo conoscere ancora di più la potenzialità che abbiamo sul contenzioso della telefonia, allargandolo se possibile a un osservatorio regionale contro il telemarketing, perché è una cosa che sta dando molto fastidio a tanti cittadini del Veneto.